Ben ritrovati all'ultima edizione della mattina del TG Flash di New Sicilia. In apertura una vasta operazione antidroga a Messina, eseguite 15 misure cautelari, 11 soggetti finiti in carcere e 4 agli arresti domiciliari. L'indagine è stata avviata in seguito alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che ha riferito di aver acquistato grandi quantità di droga dalla Calabria e da Catania, in particolare cocaina, da alcuni residenti di Messina. I soggetti indagati sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e vari episodi di spaccio. Il gruppo criminale era attivo nei quartieri di Santa Lucia sopra Contesse e Camaro. Una seconda operazione antidroga è stata effettuata invece nel Siracusano, 4 gli arrestati ad Avola per produzione, detenzione e spaccio. I soggetti interessati trattavano droga di tipo eroina e cocaina, si servivano in tutto il territorio di Avola di persone assunte e retribuite appositamente per lo spaccio, che riuscivano ad effettuare circa 150 cessioni giornaliere. Lo smercio della sostanza avveniva nelle case popolari su turni e orari ben specifici. Dramma questa mattina all'Istituto Carol Wojtyla di Santa Flavia, dove uno studente colpito da un malore si è accasciato al suolo. Il ragazzino, un tredicenne, pare si trovasse in bagno al momento dell'accaduto. I sanitari del 118 giunti sul posto lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale dei bambini di Palermo. Al momento si troverebbe ricoverato in rianimazione, le sue condizioni sarebbero gravi. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Bagheria. Rissa nelle vie di Agrigento, vicino alla rotonda del centro commerciale Città dei Templi, a causa di una mancata precedenza. I protagonisti della lite sono 2 uomini che alla guida delle loro auto hanno avuto un disguido. Inizialmente si sono attaccati a parole per poi passare ai fatti. La moglie di uno dei 2, aggredita, ha reagito mordendo l'orecchio del rivale e staccandogli la cartilagine del lobo. I 3 soggetti sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio con diverse contusioni. Ed è tutto per questa edizione. Il TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti nel pomeriggio alle ore 16. A più tardi.